Buongiorno, un saluto a tutti i nostri amici telespettatori e salutiamo anche la nostra gradita ospite di oggi che è Lucia Orso, che fa parte dell'associazione Filo Lilla. Vediamo se ce l'abbiamo in linea. Buongiorno, buongiorno. Grazie per aver accettato appunto questo invito a partecipare alla nostra trasmissione che ricordiamo essere un programma bisettimanale in onda ogni lunedì e giovedì in prima battuta alle 13:15. Intanto partiamo dal presupposto del 15 marzo, giornata in cui si è ricordato, si è festeggiato, giornata dedicata al fiocchetto lilla e quindi nell'occasione sono stati illuminati dei monumenti, i principali monumenti nelle città, anche Udine ha aderito a questa iniziativa. Bene, parliamo proprio di fiocchetto lilla con la signora Lucia Orso. Intanto che cosa vuole fare, che messaggio vuole dare in questa giornata l'associazione? Tanto più che dobbiamo dire che lei è una mamma in prima linea contro i disturbi alimentari. Esattamente, è proprio da qui che volevo partire. Io prima che essere la referente di questa associazione composta da genitori, sono la mamma di Arianna. Arianna è malata di un disturbo alimentare, bulimia per la precisione, ed è attualmente ricoverata presso un centro specializzato in provincia di Varese, si chiama Villa Miralago. Praticamente il fiocchetto lilla perché è il colore che è stato scelto per rappresentare proprio i disturbi del comportamento alimentare. Noi come associazione abbiamo proposto appunto a tantissimi comuni d'Italia che poi hanno aderito avete chiesto appunto di aderire a questa idea di illuminare esattamente, monumenti, di illuminare un monumento di lilla con luci lilla proprio per attirare l'attenzione, per accendere i riflettori su queste malattie che sono le malattie dei disturbi del comportamento alimentare. Sì. Per questo l'abbiamo fatto. Ecco, quante persone fanno parte di questa associazione, signora? Siamo tutti genitori da tutta Italia. L'associazione si pone come obiettivo quello proprio di supportare le famiglie, perché la famiglia che affronta la malattia di un proprio caro, di un figlio, viene completamente travolta, è come uno tsunami, si perde cognizione, è terribile, veramente. Io l'ho provato personalmente e ho trovato notevole supporto nelle riunioni proprio che vengono fatte, sono praticamente degli incontri su piattaforma Zoom, dove tutti possono partecipare e siamo le famiglie di questi ragazzi malati, dove ci confrontiamo, condividiamo, ecco, appunto, chiediamo aiuto. Condividete appunto le vostre problematiche e cercate di darvi una mano reciprocamente, in sostanza. Anche perché queste riunioni, questi incontri sono guidati da dei professionisti proprio della clinica stessa dove è ricoverata Arianna, quindi non è che siamo noi genitori allo sbaraglio, siamo supportati proprio. Ecco, e tra l'altro avete dovuto rivolgervi fuori regione proprio per trovare un posto specifico per i disturbi di questo genere. Sì, anche perché in Friuli non ci sono cliniche, bisogna andare nel vicino Veneto o in altre parti d'Italia, questo è da dire. È da dire anche che volevo lanciare questo messaggio, se mi permettete, che questa malattia è una malattia subdola perché nasce come disagio psicologico che non viene riconosciuto oppure viene sottovalutato. Questo disagio psicologico evolve poi nella malattia fisica
che si manifesta nel disturbo del comportamento alimentare. Quindi se noi familiari, noi genitori, cogliamo subito questo disagio psicologico accompagnato da una sofferenza profonda del ragazzo che è malato, riusciamo a fare una diagnosi tempestiva e corretta, che è fondamentale. Sì, 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 Perché quindi sennò sono malattie. sì, contribuite, praticamente aiutate lo specialista a capire effettivamente quali sono le problematiche di fondo e in un certo qual modo anche a prevenire se si colgono i Esatto. primi Se segnali. se si colgono i primi segnali, è un viaggio in discesa. Se Ma lei come si è purtroppo, accorta? Lei come si è accorta dei problemi di sua figlia? Si è accorta troppo tardi? Si è accorta... Esatto, esatto, Troppo esatto. tardi. Io non ho colto Sì. subito questi segnali. E chi soffre di bulimia specialmente, perché l'anoressia poi è evidente, perché c'è il Certo, calo repentino del certo. peso, ma la bulimia, chi è malato di bulimia ha un peso normale. Il malato bulimico non ti viene a dire vado a vomitare, non te lo dice. I segnali che un familiare può cogliere, posso parlare della mia esperienza. Certo. Arianna, quando appena finiti i pasti, andava in bagno, ma stava tanto. Quando io le chiedevo il motivo della sua lunga permanenza in bagno, lei mi rispondeva: ah, ho ricevuto una telefonata, mi sono persa sul web. Non era vero. Per sua stessa ammissione dopo, lei vomitava. Sì, sì, quindi mangiava Sì, e doveva eliminare sì, subito dallo stomaco quello che sì. aveva mangiato. Un altro segnale che si può cogliere sono le lesioni sulle nocche delle mani, perché quando si provocano il vomito, provocandoselo più volte al giorno, più volte alla settimana, queste lesioni, perché la nocca va a battere sui denti, non si cicatrizzano. Questi sono i segnali proprio immediati che un genitore, un familiare può cogliere. Per quanto riguarda la storia di Arianna, purtroppo lei ha iniziato i primi segnali intorno agli 8-10 anni, però mi ha chiesto aiuto nel 2019. Arianna ha 21 anni adesso. Quando ad agosto del 2019 Arianna mi dice: mamma, io ho un serio problema di disturbo alimentare, mamma aiutami. E quando mi ha chiesto aiuto ho colto al volo. E lei non si era resa conto di nulla prima? Non aveva visto nulla? Un disagio psicologico. Io notavo che Arianna era sofferente ed è stata seguita anche da un professionista, però chi è malato di un disturbo alimentare non è consapevole e quindi nega. Per lui non è malato. Perché no? Perché lui sente questo dolore fortissimo dentro, devastante. Però quando mia figlia mi ha chiesto aiuto, ormai era stremata dalla malattia. Come si è sentita lei? Come si è sentita come mamma? Ecco, perché il fatto di non essersi accorti, no, per tempo della sofferenza, sì, allora, anche questo io premetto, penso, no, che faccia venire pensieri un po'. Assolutamente, è vero, ci si sente inadeguati, falliti. Immagino. Sensi di colpa e niente, ammetto tranquillamente che su suggerimento proprio della clinica dove è adesso Arianna, dove facciamo degli incontri anche con la famiglia, proprio via Skype, mi hanno consigliato di farmi supportare. Io adesso sono seguita da uno psicologo, in più partecipo a questi lavori di gruppo che facciamo con l'associazione proprio per supporto al genitore, perché alla fine quando il genitore si rende conto che il proprio figlio è malato di un disturbo alimentare,
È inutile sentirsi in colpa, è inutile sentirsi falliti, è inutile vergognarsi. Noi genitori dobbiamo chiedere aiuto, perché abbiamo bisogno di aiuto. È impensabile affrontare da soli una malattia così devastante, perché è devastante. Questi ragazzi muoiono. Certo. Senta una cosa, visto che manca un minuto alla chiusura della trasmissione, io so che lei deve lanciare un messaggio proprio per quanto riguarda la presenza o l'istituzione di un centro dedicato anche qui in Regione, per avere un punto di riferimento. Assolutamente sì, perché se noi abbiamo un punto di riferimento, sappiamo dove andare. Posso dire sicuramente non c'è una clinica dedicata, però ci sono dei centri. Io dico ai genitori di chiedere aiuto, a chi rivolgersi, innanzitutto al medico di famiglia o al pediatra. Questi vi metteranno in contatto con le strutture dedicate che ci sono in regione per la cura dei disturbi del comportamento alimentare. Come trovare questi centri? Si può anche andare sul sito www.disturbialimentarionline.it. Lì c'è una mappa di tutta la nazione dove cliccando sulla propria regione si possono trovare le strutture dedicate. Purtroppo in Friuli c'è solo un servizio, diciamo, dei hospital. Non c'è cioè sono centri diurni, poi il malato torna a casa la sera. Ecco, infatti lei dice che sarebbe bene appunto strutture di questo genere per seguire i pazienti. Ci sono, però non c'è come un centro, la clinica come quella a cui ha dovuto ricorrere lei in sostanza. Assolutamente, perché questi servizi offerti attualmente dalla Regione vanno bene all'inizio della malattia, ai primi segnali, perciò io dico cogliete i primi segnali. Signora, la ringraziamo per essere stata nostra ospite. Le faccio tanti auguri. Mi pare che sua figlia sia sulla buona strada perché si è messa in testa di voler guarire a tutti i costi, è vero? Sì, è vero, è vero. Speriamo che continui con questa sua forza di volontà, che continui e che superi il momento difficile. Grazie alla signora Lucia Orso, grazie anche al coraggio della signora Orso che ha parlato appunto così serenamente della sua problematica e che ha dato anche dei consigli importanti, consigli da seguire agli altri genitori. Grazie signora Orso, grazie per essere stata con noi, grazie ai nostri amici telespettatori. Ci vediamo la prossima settimana, sempre con la rubrica Family, Salute e Benessere. Appuntamento a martedì alle 13:15. Arrivederci.